Quello che io vorrei portare nello studio, lo stiamo già facendo, ma sicuramente abbiamo ancora strada da percorrere, è quello di arrivare un giorno a essere veramente riconosciuti dai pazienti, perché sono loro che possono darci questo riconoscimento, non siamo noi che ce lo diamo come una medaglietta, che venire da noi è un'esperienza gratificante, è una bella esperienza. Certo, stiamo parlando di trattamenti odontoiatrici, lo sappiamo perfettamente che non è come andarsi a bere uno spritz in centro, però c'è modo di affrontare i trattamenti odontoiatrici in vari modi. Può essere un approccio traumatico, può essere un approccio, diciamo, sì, dai, tutto sommato è andata anche bene, o può essere un approccio come vogliamo noi, di sentirci dire: guarda, avevo paura, adesso vengo tranquillamente, anzi, c'è stata una recensione recente di un nostro paziente che ha detto: anzi, adesso quando vengo da voi, vengo col sorriso, e la mia compagna mi dice: ma stai andando dal dentista, ma ti rendi conto? E lui ci ha detto: sì, è vero, ma io vado talmente sereno che non mi faccio nessun problema di nessun genere. Voglio dire, quello a cui stiamo puntando è avere da parte del paziente un costante riscontro di quello che facciamo. Noi nella nostra testa possiamo pensare di fare già il massimo. In realtà magari così non è. Ci possono essere delle situazioni dove siamo in tanti, magari non tutti riescono a dare al paziente quello che lui si sta aspettando nei limiti ovviamente del trattamento stesso e del campo di cui stiamo parlando. Arrivare appunto ad avere un feedback che sia anche negativo, questo è fondamentale per noi, perché ci mette lì a tavolino a ragionare su dove abbiamo sbagliato, su cosa possiamo fare per migliorare quell'aspetto e evitare che possa manifestarsi nuovamente. E se succede qualcosa di non piacevole, che per carità può succedere, non sono certo io a dire da noi non succederà mai, no, può succedere, ma credo che l'approccio corretto per chi vuole avere un customer experience, cioè un voler far vivere un'esperienza valida, bella al paziente, è quello di saper dare una risposta e saper risolvere il problema nel miglior modo possibile.